Cari telespettatori, ben ritornati con noi come ogni venerdì, i nostri ospiti del SPCGL del Veneto con le varie diramazioni poi territoriali e locali, e il tema torna ad essere sempre più importante e urgente, quello dell'invecchiamento attivo. Cercheremo di spiegare cosa vuol dire invecchiamento attivo e che cosa ci sta dietro. C'è anche una legge regionale, ci sono dei finanziamenti, ci sono dei progetti ben precisi, ci sarebbe la possibilità di realizzare anche qualcosa di veramente utile e interessante a fronte di un numero di anziani e grandi anziani che, nonostante la pandemia, è sempre più crescente, con proiezioni di crescita a 2 cifre percentuali. Questa è una buona cosa senza dubbio, quindi si vive più a lungo. La cosa preoccupante è come si può vivere più a lungo, quali sono le assistenze che vengono garantite a livello regionale, territoriale e anche dallo Stato, l'assistenza medica, sanitaria, socio-assistenziale. Insomma, vediamo di capirlo insieme. Ben ritornate qui con noi, un po' di tempo che non ci vedevamo. Rosanna Bettella della segreteria regionale dello SPCGL, grazie di essere qui con noi. Idem, ben ritornata, un po' di tempo non ci rivedevamo, invece con Mara Bedin della segreteria di Padova SPCGL, grazie anche a lei. Allora, Rosanna Bettella, facciamo un po' il quadro, perché voi vi siete incontrati e procedete a livello unitario, che è una cosa fondamentale come sindacati, proprio d'accordo, per quanto riguarda tanto la legge regionale, la 23 del 2017, ma anche per altri progetti che è importante portare avanti. Però, in premessa, spieghiamo ai nostri telespettatori, perché dopo ci dicono voi partite con delle cose che non sappiamo niente. Noi cerchiamo di essere sempre più chiari possibile. L'invecchiamento attivo ha un significato, che cos'è? Sì, l'invecchiamento attivo, partiamo con quello che dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, no? Com'è che lo identifica? Come il processo volto a garantire opportunità di salute, partecipazione e sicurezza sociale al fine di migliorarne la qualità della vita. È una frase che però racchiude veramente tante problematiche, realtà, sì. No? Quindi fa vedere che c'è necessità di una inclusione nel mondo del lavoro, in qualche modo, vedremo come, insomma, perché quando uno... Non facciamo inorridire gli anziani che ci faccia lavorare ancora. No, perché comunque quando parliamo di invecchiamento, invecchiamento attivo, non è un processo legato agli ultra 65enni o a chi è in pensione. Praticamente di invecchiamento attivo si parla lungo tutto l'arco della vita, perché ognuno di noi invecchia, no? ogni giorno di più, e se lo fa con stili di vita adeguati, con un impegno lavorativo adeguato, quindi un lavoro quindi non sicuro, mollando tutto, ma tenendosi certo, sempre comunque qualcosa di impegnativo, appunto, delle scadenze da fare, senza stress, ma con impegno. Sì, ma con interessi culturali, interessi sociali, politici e quant'altro, insomma, in qualche modo si garantisce anche l'età anziana in benessere, però è un processo l'invecchiamento, insomma, no? Ecco, in questo processo c'è un aspetto molto importante di cui si parla anche a livello europeo, ed è evitare la solitudine e l'isolamento, certo, che è un dato invece inquietante addirittura anche nel nostro territorio, dove sempre più la famiglia, insomma, diventa una famiglia diciamo sciolta, che la solitudine è uno dei tanti aspetti negativi, in qualche modo, che limitano e possono creare problemi anche di salute alle persone, questo a qualunque, diciamo, a qualunque età, e quindi è importante far sì che le persone non si ritrovino in questa situazione. È importante costruire momenti di socialità, no? Nella comunità, nel quartiere, nel paese, coinvolgere soprattutto le persone anziane sole, ma ci sono anche persone adulte che vivono in solitudine, e poi leggiamo sui giornali anche di fatti che avvengono a causa, no? Di questa introversione, di questa solitudine, di questo... Quindi delle attività di comunità. Sì, infatti è importantissimo vivere la comunità, che non significa che stai sempre a correre a destra e a manca, no? Ad essere sempre insieme,
Ma essere aperto, no? Aperto al mondo, aperto al territorio, aperto alle persone che ti stanno intorno, curioso, che sei curioso di quello che avviene, che ascolti, non so, anche i mass media, la televisione, ma che leggi anche qualche buon libro, che ti interessi di quello che avviene nel tuo paese, leggi i giornali, insomma. Quindi questi sono aspetti. Io adesso, per il modo che vi parlo delle tematiche, Mara Bedin, di questo nel territorio padovano, per fare un esempio, dove ce ne sono comunque di anziani, di grandi anziani, sì. si riesce a realizzare, perché finché tu, come giustamente diceva Rosanna Betera, sei anche attivo, ti muovi, esci di casa, hai una certa, sei un pseudo anziano, perché ormai dire anziano agli over 65 viene anche da ridere, perché vabbè, c'è da ridere, rispetto parlando, ma non sono anziani. Quando però c'è veramente la situazione di impossibilità di uscire di casa, abbiamo tanti comuni della fascia urbana, e lì nasce la questione, nasce il problema, cioè non puoi frequentare una comunità, cioè cosa succede nel nostro territorio? Lì, quindi l'ente di ingrandimento certo, in questa... Il problema è anche collegato a quello che si è detto prima, il fatto che in maniera esponenziale questi numeri sono sempre più alti e soprattutto la solitudine incide in forma negativa anche sullo stato di salute. Quindi l'invecchiamento attivo per quell'attivo è quello di non immaginare di lavorare in continuazione, ma di creare, come è stato sottolineato, degli interessi, che non c'è una scala valoriale, ma sono interessi che quindi permettono uno stato di benessere fino all'età avanzata, perché c'è una contraddizione di fondo, il fatto che noi abbiamo in maniera esponenziale aumentato gli anni di vita, ma non parliamo di qualità della vita, quindi bisogna prestare molto attenzione. Diventa quasi inutile aumentare gli anni di vita. Perfetto, per cui io sotto l'aspetto sanitario sono in grado di come proiettare una persona anche malata in anni futuri, però la medicina non mi dice che qualità della vita queste persone in qualche modo conducono. Qual è il problema fondamentale di questo? Perché la solitudine è solitudine, vuol dire che è un concetto anche che dove anche le istituzioni fanno fatica ad arrivare. I numeri quindi sono molto grandi e sono legati soprattutto, dicevamo nelle riflessioni che facevamo, sono collegate soprattutto anche al genere femminile. Tantissime donne rimangono sole per una serie di fattori e di elementi, perché rimangono vedove o perché si ritrovano da sole, perché il nucleo si è spostato. L'elemento fondamentale, tra l'altro, che riguarda le donne sole è che normalmente le donne sole hanno anche difficoltà economiche. Da un aspetto hanno aspetti socializzanti migliori rispetto ai maschi, però è un problema drammatico il fatto che moltissime donne abbiano delle pensioni estremamente basse e quindi questo non permette a loro in qualche modo, anche se sono in attività, di coinvolgersi in attività sociali. E qui secondo me entrano in gioco, no, secondo me, entrano in gioco in maniera fondamentale quindi le istituzioni territoriali, le associazioni, le reti sociali, che la rete, il comune, esatto, le associazioni del territorio, e soprattutto io direi anche oggi è indispensabile la rete del vicinato, di solidarietà, non di controllo, ma di solidarietà del vicinato. È sempre più indispensabile questo, perché non serve tantissimo, come diceva Rosanna prima, non è che necessariamente dobbiamo essere fuori sempre, ma avere questa solidarietà significa che c'è anche una responsabilità che ci possiamo assumere, che non è estremamente rilevante. Leggo questo messaggio: ho 79 anni e sono in pensione da 9 anni e vi dico che passo le mie giornate in attività di volontariato e sono felicissimo e consiglio a tutti i pensionati di occupare la giornata attivamente e non stare sulla poltrona, salute permettendo. Antonio da Mestre. Esempio emblematico. È proprio il quadro classico, no? Di come si dovrebbe
invecchiare, diciamo, attivamente, e le organizzazioni di volontariato complimenti anche in questo hanno un ruolo molto molto importante per le persone anziane. Quindi cercare di fare anche questo finché si è attivi e ci si tiene attivi di più a lungo, perché poi è importante anche la testa lavori, no? Il fisico che si muova facendo attività anche motoria, la ginnastica dolce per anziani, insomma i vari comuni vengono organizzati, ma anche la testa deve sempre essere stimolata, no? Allora, a livello europeo, prima chiedo al regionale, poi avete sempre tutta si coniuga sul territoriale, ma potete anche palleggiarvi le tematiche tra di voi. A livello europeo, siccome è una questione che nasce appunto da dei diktat che vengono dall'Europa, sono più avanti di noi? Sì, sì, no, ma c'è tutta una legislazione che ci ha invitato ha invitato gli stati membri a legiferare sull'invecchiamento attivo. E diciamo che noi rispetto a questa direttiva europea non abbiamo ancora una legge nazionale sull'invecchiamento attivo, purtroppo, e neanche una legge quadro, però abbiamo tutta una serie di leggi regionali. E una delle prime è stata proprio quella del Veneto, che è stata fortemente voluta dalle organizzazioni sindacali dei pensionati, no? Da SPI, FNP e UILP, tanto che ci siamo seduti proprio a quel tavolo tecnico che formulava, che costruiva la legge, con una nostra rappresentante, allora era la nostra segretaria generale Rita Turati, quella che c'era allora, ma a nome di tutte e tre le organizzazioni, ed è venuta fuori secondo noi una legge di estremo valore, no? La preoccupazione sempre è quella che poi quello che abbiamo scritto anche assieme, veramente con una progettualità, una programmazione importante, poi non resti ferma, ma deve avere gambe. Il finanziamento c'è stato fin da subito, diciamo, anche con prima 800.000 euro e poi 1 milione di euro. Naturalmente questo è un finanziamento che la Regione cofinanzia progetti che comunque anche gli enti locali, le ULS, un po' tutta la comunità, insomma tutto il territorio devono mettere in campo, perché è un processo che coinvolge tutti. Ma è stato fatto qualcosa? Cioè questi finanziamenti sono stati già stabiliti? Sì. Sì, perché poi quando è stata istituita la legge, poi è stato fatto un piano triennale, sono state scelte delle priorità, per esempio, e messe a bando, quei soldi sono stati messi a bando. Perfetto. A cui hanno partecipato le nostre associazioni di volontariato, Auser, Antea, Sada, quindi questo è importante, anche tutte le altre, hanno partecipato i comuni, hanno partecipato le ULS, anche soggetti privati che avevano questo stesso fine, insomma, no? Quello dell'invecchiamento attivo e senza scopo di lucro, ecco, diciamo, per cui questo è stato fatto. Ti interrompo un attimo, abbiamo una pubblicità, per cui abbiamo stabilito un punto, i punti fondamentali ci sono, l'Europa ci dà dei diktat importanti, bisogna assolutamente provvedere, finanziamenti sono stati fatti, non a sufficienza naturalmente. Entriamo sempre più nel merito di questo, poi se voi volete partecipare, scriverci, pubblicità, pochi secondi.